Buongiorno, mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. La vita è una scatola di cioccolatini, ma questa trasmissione non è dedicata ai golosi, a quelli che non sanno cosa fare, in questo momento si annoiano e quindi stanno cercando qualcosa da mangiare. Ma quel brano del film dei Forrest Gump era stato un brano utilizzato per presentare, buonasera a tutti, Martina Caironi. Martina Caironi, che è una delle nostre atlete paralimpiche, che in questi giorni è iniziato proprio ieri sera l'Olimpiade Paralimpica con una rappresentanza folta di italiani, sono 112 in tutto, appunto rappresenta l'Italia. Martina è stata nostra ospite a Second Life per parlarci appunto della sua seconda vita, una seconda vita in questo caso nata da un cioccolatino che ha preso e che non si aspettava. 18 anni, a un certo punto un incidente con il motorino e perde una gamba, da lì deve ricominciare e ha ricominciato cercando di trovare in se stessa, ragazzina di 18 anni che doveva per forza maturare in quel momento, l'energia, la forza per riuscire a rimettersi in gioco, per riuscire effettivamente a essere una persona normale, perché poi la difficoltà di chi subisce questi traumi, ma anche di chi nasce con determinate menomazioni, è proprio quella di ritenersi capaci di potersi presentare ai nastri di partenza e poter vivere alla pari con gli altri. In quell'intervista noi abbiamo trattato questo tema molto profondamente, lo facciamo oggi anche per avvicinarvi un po' di più a quelle che sono le Paralimpiadi che dureranno fino a domenica e che meritano di essere seguite, e anche per presentarvi quali sono gli atleti sardi delle Paralimpiadi che partecipano a questi giochi. Sono stati tanti nell'arco degli anni e molti sono addirittura dei pionieri delle Paralimpiadi, sono veramente rappresentanti di una grandissima forza interiore e non solo, che hanno portato poi questi ragazzi, queste ragazze a saper superare i momenti di difficoltà. La storia ve l'abbiamo accennata, quindi questa ragazza di 18 anni, Martina Caironi, nata ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, ma bergamasca a tutti gli effetti, si ritrova improvvisamente a dover affrontare un'altra vita, una nuova storia, e ce l'aveva raccontata così nell'ambito della nostra trasmissione. Infanzia in Sardegna, quindi ho un legame anch'io con Questo non lo sapevo. il popolo sardo, proprio, non solo con la terra. Vabbè, a parte questo, chiaramente non è stato facile digerire quel brutto colpo, quel trauma, quello shock che ho avuto, perché ho dovuto reinventarmi totalmente e poi all'inizio non avevo propriamente gli strumenti, però sono stata molto fortunata perché avevo ed ho una famiglia unita che mi ha aiutato a livello pratico a riprendermi le mie cose e a fare la prima protesi da cammino che va accettata, va conosciuta, ma soprattutto va utilizzata. Nel momento in cui la utilizzi ritorni piano piano a fare tutto quanto. Quindi io credo che l'elemento chiave sia proprio quello di avere lo strumento giusto, e questo può valere nell'imprenditoria, può valere nello sport, può valere con una disabilità. Infatti tra le mie lotte di cui hai parlato tu non c'è solo quello di appunto cercare una pari opportunità tra olimpico e paralimpico, tra donne e uomini, ma sicuramente anche quello di cercare di dare una pari opportunità a tutte le persone, ai ragazzi anche più giovani che magari vogliono iniziare a fare sport e hanno una disabilità e hanno bisogno di un ausilio che costa e che lo Stato non passa, o in questo caso sono stati fatti sì dei passi avanti, degli sforzi sono stati fatti grazie a Giusy Versace, che è un onorevole in Parlamento, che ha permesso lo stanziamento di fondi proprio destinati all'inizio, all'avviamento allo sport. E questa è una battaglia che porta avanti da tanti anni anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico. Io da dentro, da atleta, mi sono resa conto veramente dell'importanza di questa cosa, perché l'ho vissuta sulla mia pelle.
In realtà io ho una protesi polifunzionale per camminare che tramite delle modalità che posso cambiare col Bluetooth tramite un'applicazione sul cellulare, io posso pattinare, andare in bicicletta, fare degli esercizi particolari in palestra, anche fare snowboard, e insomma a seconda di quelle che decido di impostare, sono solo 6 quelle sul cellulare, e poi tutto quello che voglio. Poi per saltare c'è una protesi apposta, per correre c'è una protesi apposta, e per fare snowboard in maniera un po' più potente c'è un'altra protesi che io ho e che utilizzo solo quando sono lontana dalle gare. Quindi mi ritengo decisamente fortunata. La mia storia in certi momenti della mia storia, della mia risalita, sono stata pioniera di tante situazioni, e sono contenta di esserlo stata perché ora vedo dei risultati, diciamo, nei giovani che iniziano e che hanno già magari degli strumenti o proprio delle realtà già formate, che quando io ho iniziato erano o agli arbori o non c'erano proprio. Quindi quello che cerco sempre di trasmettere anche in questo ambito, in questi ambiti imprenditoriali, è quello di non frenarsi di fronte a qualcosa di ancora non sulcato, cioè ancora non qualcosa che nessuno ha mai fatto, no? È rischioso andare verso l'ignoto, però qualcuno dovrà pur farlo, e se si pensa di avere le doti giuste è giusto provarci, è giusto andare incontro a un'incognita e anche a un rischio. Tutto quello che non è stato mai conquistato chiaramente è un'incognita, ed ecco la lezione di Martina Cairoli. Pensate con che tipo di incognita poteva essere per una ragazza di 18 anni trovarsi improvvisamente senza una gamba, una cosa che tu non hai mai ipotizzato, che non potevi certamente mettere in programma, una cosa ignota alla maggior parte dei ragazzi di oggi, alla maggior parte delle persone di oggi. Eppure questa ragazza è stata capace di superare l'ignoto, di andare contro l'ignoto e di diventare una campionessa vera e propria anche dal punto di vista atletico. 2 ori e un argento alle scorse Paralimpiadi, ancora 5 ori e un argento ai mondiali, 6 ori e 2 argenti invece agli europei. Pensate che dimensione ha raggiunto Martina Cairoli in quelle che sono le sue specialità, i 100 metri, i 200 metri, ma anche il salto in lungo. Stiamo parlando di persone meravigliose, perché effettivamente i paralimpici sono persone che meravigliano la gente comune per la forza che hanno e per le capacità che mettono in campo. Ecco perché non è improprio chiamarli ancor di più campioni. Abbiamo chiesto a Martina Cairoli nel corso della trasmissione di Second Life se lei si sentiva un campione. Io mi sento, ma no, in realtà non mi sento la campionessa, mi sento di aver raggiunto tante cose importanti, ma mi piace anche quando mi definiscono la campionessa, però in realtà per me è tutto frutto di un percorso che è andato bene, ma che, voglio dire, non mi avrebbe fatto sentire una persona peggiore se non avessi vinto quelle medaglie. Però in realtà, ora che ci penso, aver vinto proprio le medaglie d'oro mi ha dato molta autostima, mi ha fatto sentire che qualcosa di speciale ce l'avevo. Questo devo ammetterlo, perché è un continuo, è un rinforzo positivo, cioè non puoi far finta di nulla. Io cerco, con la risposta che ti ho dato prima, non volevo sminuire le mie vittorie, ma volevo solo trasmettere comunque un certo senso di umiltà, perché quando arrivi al top può succedere facilmente che tu inizi a guardare gli altri dall'alto al basso, e io questa è una cosa che proprio razionalmente ho sempre cercato di non fare, perché ho ben chiaro da dove sono partita, e quindi se ho il privilegio di essere arrivata in alto, chiaramente grazie anche alle mie doti, all'impegno, però non bisogna dimenticarsi che insomma bisogna sempre imparare, e se io sono arrivata al top in un ambito,
ci sono 1000 altri ambiti dove invece io sono ancora al primo gradino, ok? Quindi bisogna sempre un po' relativizzare. E così come Martina Cairoli, noi abbiamo comunque una rappresentanza sarda presente alle Paralimpiadi di Tokyo, ripeto, in corso di svolgimento. Ecco perché questa puntata l'abbiamo voluta, per tentare intanto di consegnarvi Martina Cairoli, che forse era un oggetto sconosciuto ai più nel momento in cui l'abbiamo intervistata alcuni mesi fa. Oggi la sentiremo certamente molto più vicina per effetto di quelli che saranno i risultati che sarà capace di centrare, e siamo sicuri che ci riuscirà ancora. Per quanto riguarda la nostra rappresentanza, abbiamo 3 ragazzi che sono partiti. Partiamo dalla più giovane, si chiama Sara Desini ed è un po' la nostra Alessia Orro. Curiosamente hanno anche la stessa età, del 98 anche la Desini, e anche la Desini gioca a volley, ma fa il sitting volley perché questo è quello che riesce a fare con le sue caratteristiche fisiche. Bene, si presenta lei stessa in questi pezzettini, in queste presentazioni che sono state curate dal Comitato Paralimpico Nazionale Italiano, proprio per far conoscere a tutti quelli che sarebbero stati i rappresentanti dell'Italia nell'ambito di questi giochi paralimpici, ripeto, in corso di svolgimento a Tokyo. Sara Desini è una ragazza di Olbia, anche se ha origini di San Teodoro, gioca attualmente a Modena il suo sitting volley, ma è una schiacciatrice, non è una palleggiatrice come Alessia Orro, è una schiacciatrice, e sentite un po' la sua presentazione. Lo sport nella mia vita rappresenta passione, è un motivo per continuare ad andare avanti. Ho scelto questa disciplina quando ero al liceo perché un mio professore dell'educazione fisica del liceo mi ha contattata per iniziare a provare questo sport che allora non conoscevo. Le persone più importanti del mio percorso sportivo sono stati in primis i miei genitori, dopodiché i miei amici stretti, quelli più cari che sono sempre con me ogni giorno, e poi altre 2 persone importanti della pallavolo Olbia. Del mio sport amo parecchie cose: la tecnica, l'adrenalina che si prova in campo, e poche cose odio, forse le posizioni che si assumono e i dolori successivi. Non mi ispiro a nessun atleta in particolare. Oltre all'atleta studio all'università per il momento. Mi sono laureata nella triennale, adesso studio per la magistrale. Finita la mia carriera sportiva, penso di continuare quello che ho intrapreso nel mio percorso di studio, ovvero educatrice per l'infanzia. Il momento sportivo più bello vissuto fino ad oggi è stata la qualificazione per Tokyo 2020 agli europei. Ho parecchi riti scaramantici, soprattutto posizionare le stesse cose all'interno dello zainetto con cui vado in campo, e la mossa principale del sedermi prima con la chiappa destra prima di battere. Il pensiero ricorrente prima di una gara è quello di fare sempre meglio per il giorno dopo. Quest'anno di pandemia è stato all'inizio molto duro in seguito a un infortunio, dopodiché, dopo stare chiusi a casa, tornare finalmente in campo è stato meglio, e penso che ritornare in campo sia il modo migliore per ripartire, ritornare in squadra. Dedicherei la vittoria ai giochi ai miei genitori, perché hanno fatto di tutto per farmi arrivare a questo punto. Ci sono parecchie squadre che temo più delle altre, ma soprattutto 2, una gli Stati Uniti e l'altra la Russia. Inviterei a cena la squadra degli Stati Uniti, perché abbiamo già avuto l'occasione di giocarci contro e sono stati rispettosi, allo stesso tempo sono temibili, ma invitabili a cena. La squadra con cui passerei il terzo tempo sono gli Stati Uniti, perché sono una squadra molto amichevole con cui potrei sicuramente chiacchierare. Prossimo viaggio dopo Tokyo 2020, Parigi 24 direi. Oltre allo sport, il mio hobby preferito è quello di pulire. Diciamo che ho una malattia per le pulizie, mi piace avere sempre la casa in ordine e tutto quello che è possibile mettere in ordine. La mia serie TV preferita è Lucifer al momento. Un brano della mia playlist è La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. La parola resilienza per me rappresenta la capacità di affrontare un trauma o comunque di andare avanti nonostante i diversi problemi. Questa Sara Desini per il sitting volley. Abbiamo poi 2 rappresentanti, una femminile e una maschile, per quanto riguarda il triathlon. La rappresentante femminile è nata in Germania, è originaria di Uri, attualmente vive da tantissimi anni a Maranello, ma è più sarda di noi sardi. Dovunque vada espone una bandiera di 4 modi e rivendica costantemente la sua sardità. Si chiama Rita Cuccuru, il cognome tra l'altro non potrebbe che tradire l'origine isolana, è veramente una forza della natura. La vedremo nel triathlon. È una ragazza che ha già una certa età, perché è del 1977. Sentite la sua presentazione.
Per me lo sport è una cosa importantissima, una cosa bellissima e a me ha aiutato tanto ad affrontare tantissime cose ed è veramente una cosa stupenda. Ho scelto di fare paratriathlon perché penso che sia uno sport molto spettacolare e molto faticoso e a me piace fare fatica. Nel mio percorso sportivo la persona più importante per me è mia sorella Giovanna. E lei è la persona che mi ha aiutato a fare tutto quello che ho fatto fino adesso. La persona più importante è lei. Di questo sport amo tutto. Forse l'unica cosa che non amo è nuotare quando il mare è molto mosso, però tutti gli altri 3 sport mi piacciono molto. Io non ho un atleta in particolare al quale mi ispiro, ma tanti atleti, tante persone. Io se non avessi fatto sport avrei voluto insegnare educazione fisica nelle scuole perché mi piacciono molto i bambini, mi piace molto avere il contatto con loro. Una volta terminata la mia carriera sportiva penso che dovrei tornare a lavorare. Il mio momento sportivo più bello fino ad oggi è stato qualificarmi per le Olimpiadi di Tokyo, in Spagna. Ho un portafortuna quando vado a fare le gare, un fazzoletto che mia madre metteva in testa e lo porto sempre con me. La notte prima di una gara penso a dare il massimo, penso di essermi preparata sempre molto bene a qualsiasi tipo di manifestazione, stare concentrata e dare il massimo. Quest'anno di pandemia io l'ho vissuto abbastanza bene perché ho colto questa occasione proprio come un'occasione per potermi qualificare ai Giochi Paralimpici e grazie a quest'anno di pandemia ci sono riuscita. Lo sport sicuramente è una cosa molto importante, può contribuire alla ripartenza della nostra nazione, degli abitanti della nostra nazione, perché comunque è un motivo di rinascita e uscire di casa è una sensazione di libertà che spero che tante persone possano riacquistare al più presto possibile. La mia vittoria ai giochi la dedicherei sicuramente a mia sorella, perché nel mio cammino sportivo è stata una persona ed è una persona molto importante nella mia vita. Non c'è un avversario che temo più degli altri, sono tutte molto pericolose. C'è una che inviterei a cena, Eva Moral. Il piatto che preparerei sicuramente sono i tortellini. Dopo Tokyo 2020 la prima meta per me sarà ritornare a casa in Sardegna, sicuro. In un ipotetico talent sicuramente sceglierei un programma culinario perché mi piace cucinare. Serie TV preferita La Casa di Carta. Nella mia playlist sicuramente è un brano di Giovanotti, sono un ragazzo fortunato. La parola resilienza significa tenacia, costanza, resistere nonostante magari un allenamento va male, un periodo va male. Bisogna resistere, bisogna avere coraggio nell'intraprendere un percorso sportivo che è duro e non è per niente facile. Pensate un po', 23 anni a Maranello e ha ancora perfettamente l'accento sassarese, solo per questo meriterebbe la medaglia d'oro, perché effettivamente mostra la sua sardità, pur essendo da tempo lontana dalla Sardegna. Ve l'avevo già presentata con questa caratteristica e effettivamente Rita Cuculu è la nostra rappresentante di punta in questa Paralimpiadi di Tokyo. Non lo è da meno certamente Giovanni Achenza, che una medaglia di bronzo l'ha già portata via la volta scorsa, un terzo posto che lui intende addirittura migliorare. Giovanni Achenza, nato a Ozieri ma rivendica la patria delle panadine, perché poi io vengo dalla patria delle panade, quelle grandi. Lui è di Oschiri e chiaramente come oschirese ci tiene tantissimo alle sue origini. Guai dire che è di Ozieri, ad Ozieri c'era solamente l'ospedale, lui è di Oschiri e di Oschiri ad Oschiri intende riportare eventualmente i suoi grandi risultati. Sentiamo anche Giovanni Achenza, anche lui nel triathlon. Lo sport nella mia vita è stato un punto cruciale dopo l'infortunio. Mi ha aperto tanti obiettivi e come che sia stata una rinascita. La disciplina del paratriathlon l'ho scelta a seguito di una delusione sportiva. Nel 2012 non partecipai a Londra e quindi ho cambiato disciplina perché prima facevo ciclismo e mi sono improvvisato questa nuova disciplina che sarebbe il paratriathlon dal 2013 in poi, scalando le classifiche del ranking e aggiudicandomi la partecipazione a Rio de Janeiro.
Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state la mia famiglia in primis, i miei amici che mi hanno assecondato in quello che andavo a fare negli allenamenti e dopo in gara. Del mio sport amo parecchio stare all'aria aperta, nuotare, andare in bicicletta, ecco la carrozzina olimpica. La cosa che odio di più è far fatica sull'ultima frazione nella carrozzina olimpica. L'atleta che mi ispira di più è il mio rivale diretto, Jess Platt, ma non da meno un mio ex compagno di squadra nel ciclismo, Alex Zanardi. Se non avessi fatto l'atleta di sicuro avrei continuato con la mia attività lavorativa, che era quella nell'edilizia, dove purtroppo ahimè ho avuto l'infortunio e quindi molto probabilmente avrei continuato la vita a fare quell'attività lì. Una volta terminata la carriera farò di sicuro il nonno e rientrerò nel mio paese nativo e vedrò di cercarmi un altro hobby per poter fare qualcosa. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi indubbiamente sono le Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, dove sono andato a conquistare un bellissimo bronzo. Portafortuna ho dei cornetti che mi vennero regalati da un mio compagno di squadra, Gianni Sasso, e li porto sempre con me in modo che mi portino un po' di fortuna, diciamo, dai. La notte prima di una gara io di solito tento di rilassarmi e dormire e far sì che l'indomani sia tutto a posto, perché è lì che bisogna dare tutto. L'anno della pandemia l'ho vissuto come una doccia fredda e quindi non sapendo cosa mi aspettava un indomani, e per fortuna si è riusciti ad organizzare le Olimpiadi, seppur un anno con ritardo di un anno, e l'importante è che andiamo a farle. Penso che la ripartenza sportiva dopo la pandemia sia un motivo per far uscire i ragazzi di casa e intraprendere una disciplina che potrebbe essere il paratriathlon, come potrebbe essere il ciclismo o il tennis in carrozzina o qualsiasi loro abbiano voglia di fare. Dedicherei una vittoria ai Giochi Paralimpici ad Alex Zanardi, perché seppur lui in questo momento non lo sa, la moglie mi ha messo a disposizione le sue ruote per la carrozzina olimpica. Il mio avversario diretto è Jess Platt, ma non da meno c'è anche Gret Skipper e un altro ragazzo giovanissimo austriaco che si è presentato quest'anno, che mi darà filo da torcere, ma tenterò di fare del mio meglio per far sì che vada, se non altro, sul podio. Inviterei a cena un altro atleta della mia categoria, che è Andalussi, un ragazzo francese che abbiamo un bel feeling sia in gara che fuori dalla gara. Gli farei assaggiare di sicuro un piatto tipico del mio paese che si chiamano le panadas, che sono un prodotto che produciamo solo noi in paese. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che stiamo facendo un raduno qua a Livigno e le temperature sono basse, non estive, molto probabilmente il mio sogno è andare ad Agadir, una cittadina in Marocco, dove anche d'inverno si sta bene al mare. Andrei di sicuro in un talent dove si vivrebbe nella natura più selvaggia, per incontrare anche nuove emozioni e nuovi amici. Serie TV non le seguo tanto, ma di solito guardo di continuo un film che mi attrae tanto, Il Gladiatore. Il mio brano per la mia playlist mi si addicerebbe molto quello dei Maneskin, 20 anni. La parola resilienza per me significa un rinizio dopo l'infortunio che ho avuto, e quindi che mi sono messo a fare sport e mi ha aperto tante vie. Siamo partiti da Martina Cairoli e abbiamo scoperto i nostri paralimpici, quelli che stanno partecipando alle Paralimpiadi di Tokyo, e abbiamo scoperto 1000 storie, tutte molto belle, di solidarietà, di legami, di solidarietà, di quelle che creano amicizie forti. Pensate, il nostro Giovanni Achenza che corre con le ruote di Alex Zanardi prestate alla moglie, le ruote che stanno per le gambe per poter fare un parallelismo e capire il valore che può significare una cosa di questo tipo. Tutte storie molto belle. Abbiamo chiesto
chiesto a Martina nel corso della trasmissione che avevamo realizzato con lei in Second Life se si vinceva anche per la propria gente, se si vinceva anche per riportare questa grandezza che si otteneva all'interno delle Paralimpiadi nel proprio territorio. Sentite la risposta di Martina. Anche in seguito a questa pandemia ho ritrovato proprio a livello intimo un legame con Bergamo, la mia città di nascita, di crescita. In realtà io sono nata a Alzano Lombardo, ma sono sempre cresciuta a Bergamo, città, vabbè, sono lì vicino, però per dire. Io quando corro lo faccio per me, ma anche sicuramente per tutte le persone che mi sono vicine, che mi seguono, perché è bellissimo vedere che i miei nonni ancora mi vedono la TV, i miei familiari radunano gli amici e i miei amici che magari appunto la maggior parte in realtà non sono sportivi, però si appassionano e mi seguono, cioè seguono le gare, fanno il tifo. A Londra erano venuti in spedizione con degli striscioni, poi sono venuti ancora ad altre gare, poi altri sono venuti, i miei familiari sono venuti a Rio. Purtroppo adesso in Giappone non si potrà portare nessuno, forse non ci sarà neanche il pubblico, però io so che saranno a casa a seguirci. E poi adesso da 2 anni ho anche un marito e quindi anche lui è diventato il primo tifoso. Bene, questa è Martina Caironi che ci parla dei suoi legami in questa puntata dove vi abbiamo offerto praticamente 4 personaggi da seguire attentamente in questi giorni. Io lo farò personalmente, nei miei social troverete le notizie su tutti i risultati che Martina, che Sara, che Rita, che Giovanni otterranno in questi prossimi giorni. Sarà anche da stimolo perché soprattutto con Instagram poi direttamente farà avere loro questo calore e questo seguito, e credetemi è importantissimo fare questo per i nostri rappresentanti. In fin dei conti sono i nostri campioni, sono modelli di vita, sono modelli di resilienza che dobbiamo assolutamente far conoscere anche ai nostri giovani, alla nostra gente, perché superare un trauma e poi diventare, partendo da zero praticamente come tutti gli altri, dei grandi campioni non è assolutamente facile. Loro inseguono il sogno dopo aver rimediato a una caduta. Ecco, saper rimediare alle cadute e inseguire un sogno secondo me è un obiettivo educativo che tutti quanti noi dobbiamo promuovere, sia esso un obiettivo sportivo, sia esso un obiettivo imprenditoriale, in quello che noi definiamo sempre la Second Life che promuoviamo, che appunto vuole legare lo sport alla vita di ogni giorno. Grazie a tutti, buona serata.